Gli uomini non sopportano che si scriva loro la verità e se tu provassi a farlo, finiresti parroco di Barbiana nel migliore dei casi o surrogo, cioè disoccupato nel peggiore. E allora, per gli intellettuali di mestiere, scienziato artista non fa differenza, si tratta di schierarsi, di scegliere se star chiuso nel proprio privilegio o se mettersi con la propria intelligenza e la propria cultura al servizio degli altri, dei non privilegiati. Così scriveva Don Lorenzo nella lettera al suo amico Giorgio Pecorini. Ma temo che in quest'epoca, purtroppo, gli intellettuali di mestiere abbiano preferito decisamente il privilegio. A guardar bene, la vera lotta, se vogliamo metterla in questi termini, non è mai stata tra ricchi e poveri, quanto tra chi si fa servo e chi si mette al servizio, tra I fac e I care, tra io dipendo e io sono, tra i non umani e gli umani. Don Milani, con il suo esempio, ha ampiamente dimostrato di appartenere alla seconda categoria. I care, due parole, schiette e vere, significano essere uomini, pensanti, autonomi e liberi. Ai facchi, invece, è il motto degli ignavi, di quelli che Dante, altro esiliato, tanto disprezzava, definendoli coloro che mai non fur vivi. Quelli che per paura, comodità o convenienza trascorrono il tempo a girare su se stessi. Si adeguano alla legge del più forte, rinunciano al potere della loro umanità sovrana per ridursi allo status di servo. Rifiutano la loro anima e la cedono a qualcun altro. L'ignoranza, sorella dell'ignavia, è comoda. La sovranità, invece, richiede impegno, coraggio, implica responsabilità e coerenza. Don Milani, da prete, da padre e da educatore, spese sì la sua vita per estirpare la gramigna dell'ignoranza dalle classi subalterne, ma soprattutto per evitare che il seme della viltà attecchisse nell'animo di quei ragazzi che con affetto definiva svogliati scansafatiche. Conosco Don Milani durante gli studi di scuola magistrale. Per me è stato facile ammirarlo, sentire il suo lavoro in sintonia col mio essere. Ma ora, nel 2022, mentre seguo un corso di scuola agile, rimango folgorata dalla sua frase: l'obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni. Qui traspare tutta la sua attualità, la potente spinta all'assunzione di responsabilità personale, la capacità di risvegliare gli animi dalla letargia culturale endemica, la voglia e pretesa di rendere i ragazzi sovrani. Questa è per me l'essenza di Don Lorenzo, ingestibile eretico, che a 4 secoli di distanza da Giordano Bruno scuote le coscienze di tutti quelli che hanno avuto l'onore di averlo incontrato come compagno di viaggio spirituale, di persona o tramite i suoi scritti. Dopo mezz'ora che sono qua sono riuscito a staccarmi in modo quasi totale dalla città, dalla sensazione di oppressione dei ritmi e delle consuetudini del vivere cittadino. Tante situazioni e tanti movimenti, come se vedessi qui intorno a me i bimbi, e questa piscina costruita è un simbolo, è il simbolo di Barbiana, secondo me, perché la dimensione anche così materiali con cui è stata costruita, sto notando i dettagli, tipo un paio di ferri messi per fare gli scalini, no? Quando magari avrebbero potuto farli anche in muratura, così restituisce una sensazione di minimo utilizzo
dei materiali, allo scopo di comunque dare una possibilità ai piccoli di imparare a nuotare. Avrebbe potuto farla più grande perché lo spazio c'è, e quindi questo mi restituisce anche una sensazione di volontà di volerla fare così piccola, perché assolveva comunque allo scopo di insegnarli a nuotare, e non a quello di fare il bagno per diletto. Don Milani è stato un rivoluzionario scomodo. Ciò che mi attrae di lui è l'aver trasformato quello che la Chiesa gli ha voluto infliggere come punizione nella realizzazione della sua missione. Per lui l'uso degli spazi è ciò che vogliamo noi. In quel luogo sperduto tra le montagne ha creato una scuola per formare uomini liberi, cittadini sovrani. In quel luogo sperduto tra le montagne ha raccolto tutti quei ragazzi emarginati dalla società perché poveri e ritenuti ignoranti e li ha trasformati in ragazzi capaci di pensare, di parlare e di scegliere consapevolmente. La sua è stata una scuola parallela, una scuola che permetteva ai ragazzi di crescere in armonia e collaborazione. I più grandi insegnavano ai più piccoli e chi non sapeva era accolto e seguito, e finché non aveva capito gli altri non andavano avanti. La sua è stata una scuola concreta che rendeva i ragazzi partecipi alla vita, ai problemi reali, per questo non aveva programmi fissi da seguire. La sua scuola aveva rispetto per le diversità ed era priva di condizionamenti. Per i giorni nostri il suo insegnamento è la sua stessa esperienza. Il nostro compito adesso non è diventare tanti Don Milani e fare le stesse cose, perché anche se i problemi non sono cambiati, il contesto sociale è diverso e i punti di partenza per una scuola nuova sono diversi. Il primo passo oggi è quello di liberarsi da tutti quei condizionamenti che continuano ad influenzare le nostre scelte per andare nell'essenza delle cose. Oggi non si tratta solo di promuovere la conoscenza, ma soprattutto di nutrire quella parte spirituale di noi che questo mondo basato solo sul materialismo sta uccidendo. Oggi non è più solo importante sapere e saper parlare, perché spesso anche chi sa parlare e chi ha una certa cultura rischia di cadere nell'inganno. Quello che è importante è entrare in contatto con la propria essenza, con ciò che siamo, in modo da emergere con i nostri talenti e capacità, mettendoli al servizio degli altri. Oggi il lavoro diventa duplice: dare gli strumenti a chi è emarginato togliendolo dalla strada e aprire nuove prospettive di realizzazioni anche in chi la cultura ce l'ha. Il servilismo è una condizione che prescinde dal patrimonio o dal numero di libri collezionati. È trasversale. Conosco poveri che l'opinione comune definirebbe ignoranti, ma che non sono affatto servi. Don Milani con coraggio dava punzecchiate a destra e a sinistra, denunciava le storture della scuola, della Chiesa e della società, proprio perché aveva a cuore la figura dell'educatore, del prete e del cittadino. Interessarsi a tutto, quindi, alla res privata come a quella pubblica, alla propria famiglia come alla società, ai bambini come agli adulti. Per farlo non occorrono titoli accademici, specializzazioni, un'ideologia piuttosto che un'altra. Occorre una sola cosa: essere umani. Mio caro Don Lorenzo, certo, a pensarci bene che beffa, proprio tu, mosso dalla non volontà di carriera, ti ritrovi tuo malgrado sulla bocca di tutti. Per onorare la tua memoria ti hanno intitolato strade e istituti scolastici. Alla tua figura hanno dedicato convegni accademici per i soliti uditori sonnecchianti e tanti altri solenni cerimoniali. Pensa, sei stato menzionato persino nei palazzi di Bruxelles e il tuo è diventato il motto dell'Europa. We care, dicono, perché loro sì che si preoccupano di prendersi cura del futuro di noi giovani europei. E allora mi piace pensare che tu, oggi, scriveresti una lettera proprio a noi, i ragazzi di Barbiana 2.0. Credo che ci diresti di rimetterci in piedi,
in posizione eretta, di riappropriarci della nostra vitalità, di non permettere a nessuno di fotterci gli anni più belli. Diresti di non credere a chi ci dice di essere incapaci, bamboccioni da etero-dirigere. Questo è quello che qualcuno avrebbe voluto, ma troppo comoda e vile sarebbe l'inazione. Al contrario, ci ricorderesti che il nostro potere è grande ed è temuto, perché quell'energia vitale che da sempre caratterizza l'età giovanile non si può imbrigliare, è capace di sfuggire a ogni controllo. Allora forse è tempo che tutti i Gianni e i Pierino della storia, vittime allo stesso modo di un inganno che va avanti da secoli, finalmente, una buona volta, capiscano di essere fratelli e si uniscano nella ricerca della verità, in nome del bene comune.